leader in Italia dell'informazione locale. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, risulta il primo network regionale con oltre 1 milione di contatti giornalieri. Blitz della polizia all'alba in via Piave a Mestre, arrestate 14 persone italiane e albanesi, sequestrati oltre 30 kg di stupefacenti, chiuso il bar dello spaccio in via Cavallotti. C'è una richiesta elevata e un utilizzo di sostanze stupefacenti molto diffuso che va affrontato. Il procuratore Cherchi lancia l'allarme. Non solo droga a Mestre, i cittadini hanno dato il via ad una raccolta firme per chiedere aiuto contro il fenomeno della prostituzione trans nella zona della Fontana in via Piave. Tragedia sfiorata a Grado, motonave costruita nel Trevigiano e di proprietà di un armatore veneziano rischia di affondare dopo aver imbarcato acqua. Terrore per i 76 passeggeri a bordo messi in salvo insieme all'equipaggio, aperta un'inchiesta. Danni ingenti a spiagge e strutture di Isola Verde sottomarina a causa della mareggiata che si è abbattuta sulla costa. Il comune di Chioggia chiede l'estensione delle opere di contenimento. Sostengono che il contributo d'accesso a Venezia abbia fallito e vada ritirato subito. Associazioni e comitati cittadini si riuniranno in un'assemblea pubblica al mercato di Rialto per discutere nuove proposte. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque anche a maggio il network Media Nord-Est, primo in Italia per ascolti, dalle 2 visite del Papa all'adunata degli Alpini. Vi abbiamo raccontato i grandi eventi di un mese straordinario, ma vi abbiamo anche informato ora dopo ora sull'ennesima pesante ondata di maltempo. Media Nord-Est ancora una volta leader dell'informazione locale in Italia. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, Media Nord-Est risulta il primo network di televisioni locali con oltre 1 milione di contatti giornalieri e più di 18.600 spettatori per l'ascolto medio delle emittenti Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV12. Dai fatti di cronaca ai grandi eventi in ogni parte del Veneto, nelle settimane di rilevazione, quelle comprese tra il 28 aprile e il 1 giugno, vi abbiamo raccontato la doppia visita in Veneto di Papa Francesco, prima nel suggestivo scenario di Venezia e della sua laguna e poi a Verona, da San Zeno all'Arena, da dove è partito il forte appello alla pace. Ma anche l'adunata nazionale degli Alpini a Vicenza, con i suoi numeri eccezionali di partecipanti. E poi l'emergenza maltempo che ha colpito duramente il Veneto, da Vicenza a Padova alla Castellana Trevigiana, con allagamenti e frane, e il Friuli Venezia Giulia, e sulla quale ancora una volta vi abbiamo tenuti aggiornati ora dopo ora. Il fortissimo legame con il territorio del Nord-Est, frutto di una presenza costante e di una credibilità acquisita sul campo giorno dopo giorno, continuano a fare sì che il gruppo Media Nord-Est rimanga il punto di riferimento sul fronte dell'informazione. Media Nord-Est, primo network di televisioni locali d'Italia, quindi conferma la sua leadership grazie allo sforzo delle redazioni radicate nel territorio e del lavoro quotidiano di giornalisti e tecnici per un'informazione di qualità. Blitz della polizia all'alba in via Piave a Mestre, arrestate 14 persone italiane e albanesi, sequestrati oltre 30 kg di stupefacenti. 14 arresti, 12 in carcere, 2 ai domiciliari, 30 kg di cocaina, 1,5 di eroina, sequestri di natura patrimoniale. È l'esito della maxi operazione della squadra mobile avvenuta alle prime ore dell'alba nel quadrilatero di via Piave a Mestre. Oltre 100 gli agenti impegnati nell'operazione con il supporto delle squadre mobili delle altre province del Veneto e del reparto prevenzione crimine di Padova. Un'indagine durata 2 anni e mezzo, avviata nell'ottobre 2021 grazie alla segnalazione di un residente. Le indagini sono partite da un bar dove la polizia aveva accertato un fenomeno di spaccio ed è da lì che poi nel corso del tempo si è risaliti passo dopo passo a questa complessa gestione dello spaccio in quelle zone. Sono state sequestrate 3 pistole, di cui 2 recenti e una di cui stiamo accertando l'effettività, cioè se è davvero una pistola o se è un residuato bellico. Una peculiarità che ritengo di grande rilevanza, che è il sequestro patrimoniale, quindi un'attività di indagine dal punto di vista degli accertamenti patrimoniali che ha fatto un percorso parallelo con l'attività di indagine di polizia giudiziaria. Insieme a questo esercizio commerciale ci sono in sequestro altre 3 autovetture, un terreno, un immobile, e l'attività è attualmente ancora in corso perché evidentemente
evidentemente bisogna fare accesso ai conti correnti. Un'attività molto complessa, sviluppatasi con appostamenti, telecamere fisse e mobili all'interno e all'esterno, l'utilizzo delle intercettazioni. Le intercettazioni sono state fondamentali e alle intercettazioni naturalmente è stato fatto sempre riscontro con le attività di controllo sul territorio, con le videoriprese e con le indagini classiche che devono ogni volta essere fatte per vedere se le intercettazioni hanno un effetto reale oppure se si tratta di chiacchiere tra amici. Oltre ai 14 arrestati di nazionalità italiana e albanese, sono stati eseguiti anche 20 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altre persone, per un totale di 34 indagati. C'è una richiesta elevata e un utilizzo di sostanze stupefacenti molto diffuso che va affrontato, è l'allarme del procuratore Cherchi. Non sempre l'attività di spaccio avviene per le strade, ma soprattutto per coloro che in qualche maniera vogliono mantenere una certa riservatezza della loro attività, segue anche in locali pubblici o addirittura in appartamenti privati. Questo a fronte di una richiesta sempre maggiore di droghe su cui il procuratore capo si è soffermato. È un fenomeno che naturalmente emerge dall'attività di indagine e non è la prima volta che emerga, ma la pericolosità e l'elemento di interesse, a mio avviso, è anche quello di evidenziare come ci sia strati sociali che impiegano, che usano. Un fenomeno in crescita che coinvolge consumatori di tutte le età, dai più giovani ai meno giovani, e che va affrontato, evidenzia Cherchi, ma è al di là delle competenze di magistratura e forze di polizia. Quando il fenomeno diventa un fenomeno, non vorrei dire sociale, ma quasi, e non so se gli strumenti che sono in capo alla magistratura e alla polizia giudiziaria siano sufficienti per creare davvero un muro all'attività di spaccio. Questo mi riferisco anche alla preoccupazione che emerge da continui esposti, continue manifestazioni, continue da parte della popolazione che abita nelle zone dove si svolge questa attività di spaccio, e quindi in particolare le zone di Via Piavi, Via Torre Belfreda, insomma tutta quell'area, e che naturalmente si comprende perfettamente qual è il problema, e su questo naturalmente non è il nostro compito intervenire, perché non abbiamo questo incarico. Però è opportuno ed è giusto, a mio avviso, segnalarlo qualora non sia ancora noto, qualora ci siano degli spazi di intervento che non competono a noi, che competono ad altre organizzazioni, ad altre strutturazioni dello Stato. E questa mattina ci sono stati attimi di confusione in centro a Mestre quando la polizia ha inseguito e bloccato un cittadino straniero che in sella ad una moto e per sfuggire alle volanti non si era fatto remore a sfiorare i plateatici dei locali nella zona pedonale di Riviera 20 settembre. Alla fine è stato fermato in piazza Ferretto quando un secondo equipaggio della questura è intervenuto per tagliargli la strada. Ma non c'è solo la droga a preoccupare a Mestre. I cittadini hanno dato il via ad una raccolta firme per chiedere aiuto contro il fenomeno della prostituzione trans nella zona della Fontana in Via Piave. C'erano appunto due donne con due seni fuori. Io ho guardato solo il cellulare e comunque adesso non viene più, c'era un'altra quest'estate che aveva un cappellino, insomma faceva... Nel giorno del blitz per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i residenti segnalano altre situazioni di degrado a Mestre, come quella delle prostitute trans che utilizzano la fontana con le statue bronzee in Via Piave come base per adescare i clienti, consumare alcolici e bivaccare. Il video che gira nel web ha immagini inequivocabili, c'è addirittura una persona che cade a terra priva di sensi. I trans erano proprio in questa posizione, con alle spalle le belle statue, e stazionavano qui ma tutto il giorno, proprio tutto il giorno, a parte che gli adescamenti venivano all'imbrunire.
Poi da qui si sono spostati, probabilmente disturbati, e hanno preso posizione in via Cavallotti, angolo via Piave, che c'è uno spazio dove possono sedersi, e lì tutte le sere erano lì. Sono stati mandati via anche da quella zona e hanno cominciato a stazionare in via Sernaglia. Proprio alla fine di via Sernaglia c'è la muretta sotto gli alberi. Poi il Pirondoro, il ristorante, ha fatto il plateatico, cominciavano dal disturbo anche lì e sono stati sfrattati, diciamo, anche da quella posizione. Probabilmente sono tornati in questa vecchia posizione. Un fenomeno, quello della prostituzione su strada, ormai quasi assente sul territorio mestrino, anche grazie al nuovo regolamento di polizia locale. Eppure, in effetti qui in via Piave c'è qualche prostituta di sera, però più di tanto non dà fastidio perché è unica. Li vedo sempre in coppia, quando camminano qua per via Piave sono sempre in coppia, comunque sono un massimo, io ho sempre visto non più di 4 persone. La sentenza del processo alla cosiddetta mala del Tronchetto a carico di 56 imputati è prevista per il 15 luglio ed è una sentenza sulla quale potrebbe pesare il pronunciamento della Corte d'Appello di Venezia per i 15 imputati che hanno scelto il rito abbreviato che permette lo sconto di un terzo della pena. Ribaltando la decisione del primo grado sono state complessivamente inflitti 70 anni di reclusione, 20 in più rispetto a prima. La terza sezione della Corte d'Appello ha stabilito che quella che agiva era una vera e propria associazione per delinquere di stampo mafioso. La motonave Audace in servizio da Grado a Trieste ha lanciato un Mayday per rischio affondamento mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone intorno a mezzogiorno. I 76 passeggeri insieme ai membri dell'equipaggio sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e sbarcati al porto di Grado. Lo scafo era stato costruito a Casale sul Sile ed era stato varato meno di un anno fa ed era di un armatore veneziano. Una gita turistica in Golfo che rischiava di trasformarsi in tragedia. Momenti di panico a bordo della motonave Audace che effettua il servizio di collegamento marittimo fra Grado e Trieste. Mentre si trovava a 5 miglia dalla costa, prima di arrivare a Monfalcone, ha iniziato a imbarcare acqua ed ha lanciato il Mayday. Rischio affondamento, questo quanto riferito alla sala operativa della Guardia Costiera. A bordo c'erano 76 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'allarme nautico ha fatto scattare la maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa della Sores Friuli Venezia Giulia. In soccorso alla motonave Audace sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera di Trieste e Lignano, i vigili del fuoco con elicotteri e il nucleo sommozzatori, oltre che la Guardia di Finanza. I passeggeri sono stati trasferiti a gruppi su zattere di salvataggio e poi trasportati via via verso il porto di Grado al molo torpediniere. Una spola continua che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo solo quando l'ultimo passeggero ha toccato terra sull'Isola del Sole. Spaventati, infreddoliti, ma tutti in buone condizioni di salute. Alle 15, quando la conta definitiva ha concluso il salvataggio, il momento di riflettere, in primis per l'armatore della motonave Pierfilippo Vidali. Soccorsi tempestivi. Ecco, sì, molto tempestivi, anzi ringrazio tutti e mi scuso dell'accaduto. Domani con la barca a latte in cantiere capiremo le cause di questa avaria, di questa problematica, anche perché l'imbarcazione è nuova e niente, quindi domani darò aggiornamenti un po' più concreti. Più precisi. Certo. Lei ha sottolineato giustamente che non si deve parlare di affondamento, c'è un principio di l'acqua è imbarcato sulla prua sostanzialmente, mi pare di aver capito. Fantasie. C'è stato un problema, l'equipaggio si è mosso bene, i soccorsi sono arrivati subito, la cosa prioritaria era riportare tutti a terra, però l'imbarcazione adesso in questo momento sta venendo trasportata da un rimorchiatore al cantiere più vicino, qui a San Giorgio di Nogaro. Domani mattina la tireranno su con la gru, o questa sera mi auguro, e poi domani capiremo se c'è una falla, se c'è stato un urto in navigazione, quali sono state le cause della problematica. Non si può parlare di affondamento perché l'imbarcazione in questo momento è a galla da sola e sta venendo trainata da un'altra imbarcazione. Quindi il comandante un po' scosso, lo abbiamo visto ricoverato nella tenda anche lui, però sembra che stia bene, forse ha avuto uno shock iniziale. Chiaramente lo shock è giusto, cioè è giusto, è una cosa che insomma comprensibile. Il servizio continua comunque. Il servizio adesso nei prossimi giorni, giusto il tempo di riorganizzarci, verrà effettuato via gomma con i bus, anche perché comunque il
tempo non è di certo dei migliori, e poi se il ripristino dell'imbarcazione non sarà così rapido, troveremo una soluzione con un'altra imbarcazione. Tutto da valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, va bene. Grazie Vidali, Grazie mille. Pur nel rispetto delle leggi e dell'autonomia della magistratura inglese, voglio dire con forza che considero un'autentica vergogna che i genitori di Gloria e Marco debbano aspettare 10 anni per avere giustizia. Così il presidente del Veneto Zaia ha ricordato i 2 ragazzi veneti tragicamente scomparsi nel rogo della Greenfield Tower di Londra il 14 giugno 2017. Veniamo a sapere dalle notizie pubbliche, conclude Zaia, che il processo, che riguarda complessivamente 72 persone, non inizierà prima del 2027. Auspico che tramite i canali governativi italiani si interloquisca al più presto con il governo inglese. Saranno celebrati con tutta probabilità sabato nel Duomo di San Donà di Piave i funerali di Giovanna Buso e Ignazio Bertani, la coppia di 81 e 76 anni che domenica scorsa ha perso la vita in un incidente stradale sulla Romea nella frazione di Conche. Venerdì alle 20:30 invece sarà recitato il rosario all'oratorio Don Bosco. Resta intanto ricoverata nell'ospedale di Padova con prognosi riservata la badante rumena rimasta coinvolta nello scontro. Danni ingenti a spiagge e strutture di Isola Verde sottomarina sud a causa della mareggiata che ieri si è abbattuta sulla costa veneta. Il comune di Chioggia chiede l'estensione delle opere di contenimento che già difendono alcuni tratti del litorale. Una volta le mareggiate erano considerate un evento sporadico, oggi non più, sostengono a Chioggia, dopo che la furia del mare si è abbattuta provocando danni ingenti a spiagge e strutture dell'Isola Verde e di Sottomarina Sud, dove le onde hanno portato via un pezzo di spiaggia. Al di là delle conseguenze ambientali, fenomeni come questo, a stagione iniziata, pesano in maniera significativa sulle attività economiche del litorale. Per quanto si tratti di attività sempre pronte a rialzarsi, dice l'assessore Serena De Perini, occorre prendere delle contromisure efficaci. Quello che chiediamo come amministrazione è che l'ottimo lavoro eseguito nelle celle 4 e 5 di Isola Verde, eseguito appunto dal Genio Civile con un sistema di dighe, venga esteso anche alle zone limitrofe, ovvero in particolare alla cella 6, che al momento sembra essere quella che subisce maggiormente, e anche alla cella 3. Ben speriamo che questo programma di lavoro possa continuare appunto su tutto il litorale di Isola Verde al fine di preservare la costa. I tratti di litorale dove il Genio Civile ha eseguito interventi di contenimento attraverso le cosiddette celle, sostanzialmente delle dighe in grado di contrastare la violenza del mare, si sono salvati. Si tratta ora di estenderli a difesa di altri tratti di costa. Sostengono che il contributo d'accesso a Venezia abbia fallito e vada ritirato subito. Una ventina di associazioni e comitati cittadini di Venezia e Mestre si riuniranno in un'assemblea pubblica a Mercato di Rialto per formulare e discutere nuove proposte su come gestire il turismo. Sul fallimento del ticket noi abbiamo dati precisi che indicano esattamente il fallimento del ticket e come la pressione turistica sia aumentata durante tutto quest'anno, compresi naturalmente i giorni di ticket. Partendo da quello che è stato definito il grande bluff del ticket d'accesso a Venezia, sono quasi una ventina, dalla laguna alla terraferma, le associazioni e i comitati che hanno aderito all'assemblea promossa da tutta la città insieme, Assemblea Sociale per la Casa e Ambiente Bene Comune, sabato 15 giugno a partire dalle 18 in Pescheria Rialto. È un'assemblea costruita da tanti comitati, associazioni, cittadini, che protesta contro il ticket d'accesso, che è assolutamente una misura inutile per controllare il turismo, e soprattutto fa proposte. Ci siamo trovati in tanti a condividere la stessa linea di pensiero, che è quella che la città storica e la città di terraferma deve essere ripopolata, e su questo tema della popolazione e della residenza abbiamo articolato tanti pensieri che stiamo mettendo assieme. Sul ticket pende anche l'accusa di intaccare il diritto alla riservatezza delle persone, tanto da essere oggetto di un fascicolo aperto dal garante della privacy. Anche se non si paga nulla, bisogna comunque registrarsi e motivare la propria presenza a Venezia, un dato definito molto meno banale di ciò che sembra. Posso esattamente sapere con nome e cognome della persona cosa questa persona è venuta a fare a Venezia, dove si è recata, e con un approfondimento molto banale da chi conosce i sistemi, esaminare, verificare e
rivendere e o utilizzare anche solo per scopi strettamente commerciali tutto ciò che si ricava, perché si può ricavare dove si è andati, si può ricavare se si ha frequentato un museo piuttosto che un negozio. Sabato 22 giugno torna a Venezia Art Night organizzata dall'Università Ca' Foscari. Sarà nel segno di Marco Polo, a 700 anni dalla morte, la 13ª edizione di Art Night. Ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari in collaborazione col Comune, l'Art Night di Venezia è entrata da tempo nel calendario ufficiale delle notti dell'arte europee. La città che si ritrova in una notte dove tutte le istituzioni offrono gratuitamente di poter vedere i loro progetti, ma anche fanno dei progetti appositi per Art Night, e quindi è diventata una notte di ritrovo a Venezia. Ai visitatori, come sempre, saranno proposte manifestazioni culturali, esposizioni, concerti, performance, laboratori in diversi luoghi della città, visto che alla Notte dell'Arte partecipano le maggiori istituzioni culturali veneziane. Un'iniziativa che di anno in anno si arricchisce di nuovi partner, quindi quest'anno i partner che hanno aderito, ovvero che contribuiscono ad Art Night, sono 145, 10 in più rispetto a quelli dell'anno scorso. Per Venezia, Art Night è diventata oramai una tradizione, se non un'istituzione, dove arte e cultura accompagnano lungo calli e fondamenta per tutta la durata della notte. Significa avere dei musei aperti per il Comune di Venezia, significa la partecipazione dell'istituzione Bevilacqua La Masa, significa i cinema aperti a 3 euro, significa la collaborazione fra istituzioni, significa anche un ulteriore esempio di Venezia Campus. La novità è anche la proposta di una sleepless video Art Night a Ca' Foscari e anche in altre sedi della città, che darà la possibilità di stare in giro fino alle 7 di mattina. E venerdì prossimo prenderà il via a Bibione il consueto raduno triveneto delle penne nere. Se naturalmente Antena 3 seguirà già da domani con collegamenti in diretta nelle edizioni dei nostri telegiornali, ad iniziare dalla prima edizione delle 12, i preparativi, e poi seguiremo in diretta i grandi eventi sabato sera e poi domenica la giornata conclusiva con lo sfilamento delle penne nere a Bibione. È tutto per questa edizione del telegiornale, vi lascio alla nostra sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.